105 anni di attività bociofila, ma uno spirito sempre giovane che guarda al futuro. La bociofila chiavarese si presenta così alla città di Chiavari, alla vigilia di una nuova stagione agonistica, come sempre competitiva. Proviamo a non dimostrare di essere anziani e vecchi, ma di essere moderni. Cominciamo l'attività di altissimo livello, cioè il campionato di Serie A nazionale, il 21, purtroppo in trasferta la prima giornata, e il 28 invece sui nostri campi a Chiavari in Corso Colombo. Chiavari è l'unica società ligure a militare nella massima serie, con avversari di tutto rispetto, rappresentanti delle regioni Piemonte, Veneto, Friuli e Val d'Aosta. Gli obiettivi sono alti. Abbiamo cercato di mettere in piedi una formazione competitiva e speriamo di riuscire a inserirci nelle formazioni di testa. Oltre alla squadra ammiraglia, la chiavarese ha formazioni impegnate in Serie D, in Serie C e un vivace settore giovanile. Siamo riusciti a mettere insieme un bel numero di ragazzi che frequentano tutte le settimane i campi e si sono anche comportati molto bene nell'ambito delle competizioni. All'aspetto ludico la società sportiva abbina da sempre anche un aspetto sociale, messo in risalto dall'assessore allo sport Gianluca Ratto. Oltre 100 anni di attività sportiva, ma soprattutto 100 anni dedicati veramente anche a un aspetto sociale dello sport, non bisogna mai dimenticarlo perché è veramente una cosa bellissima, meravigliosa. Nelle nostre sedi in Corso Colombo ci sono circa una cinquantina di soci che passano il pomeriggio, come oggi tutti i giorni, come centro di aggregazione, come centro sociale. Di conseguenza abbiamo anche questa funzione di cui siamo orgogliosi e fieri.